qui siamo arrivati sopra e adesso siamo pronti a partire. Ciao a tutti, oggi siamo vicino a Pedavena, andiamo sul Monte Avena e facciamo la strada panoramica per vederlo. Il Monte Avena, ve lo racconteremo tra un po', è noto per dei ritrovamenti relativi al Paleolitico, ma ne parliamo più tardi. Intanto adesso vedete l'attacco del sentiero con noi. Sì, l'attacco del sentiero, è giusto. Perché non è tanto indicato comunque. Eccolo qua, attacco del sentiero. Ci aggiorniamo più avanti. Ok, siamo saliti su ormai. Ecco, siamo quasi in alto, dunque siamo saliti, abbiamo fatto tutta la strada, è una carreggiabile anche se non è permesso salire con l'auto, e poi si gira a sinistra proprio dove si vede che comincia a salire, altrimenti in alternativa si potrebbe continuare la strada, arrivare alla Malga Montagnola e poi scendere fino a Falerma. Poi dopo ovviamente diventa impegnativo girare e farla tutta per la strada, non conviene, conviene fare invece fino alla cima del monte, che è un bel sentiero pieno di fiori. Se poi puoi inquadrare i fiori, che sono magnifici, ce n'è di tutti i tipi, guarda. E poi speriamo di arrivare presto su, che allora vi racconto qualcosa dei Neanderthal. Va bene, intanto guardiamo un po' del panorama. Si vede anche il Monte Pavione da qui, benissimo. Si vede anche il rifugio dal piazza. Lì sotto sulla sella, sì. Si vede sulla prima sella a destra, si vede una piccola, non so se la vedete dalla telecamera, si vede una casetta arancione, quello è dal piazza. Comunque è un paesaggio veramente a 360 gradi, molto carino. Merita. Adesso sono rannuvolate, ma si vede anche il lago Rai. Beh, dopo vediamo sopra. Ah, eccoli qua. Eccoli qua. Sì, ma la croce dov'è? Più giù. Giù per la strada si va? Non lo so, questo non l'ho chiesto. No, la menata! Guardalo! No! Adesso siete No, ma piacere questo.
Ecco qui, siamo alla croce. Eccoci arrivati. Siamo alla croce del Monte Avena e qui c'è una bella serie di Sì. targhette dove si vedono le direzioni dei vari monti. Carino comunque, eh? Sì, sì. Allora, non tutti sanno che sul Monte Avena ci sono state testimonianze di ritrovamenti dei Neanderthal, i nostri, che condividono con noi parte del patrimonio genetico, se non altro con noi europei, e anche dell'Homo sapiens nel Paleolitico medio e nel Paleolitico superiore. Qui c'era una cava di selce, probabilmente la più alta d'Europa perché siamo a 1450 metri, con una vera e propria officina di costruzione delle selci, per cui prima sbozzavano delle pietre semicircolari, poi le portavano giù, le tagliavano in maniera da vedere la qualità della selce e poi venivano fatti i vari manufatti in selce. Probabilmente la cava è rimasta attiva fino all'età del bronzo, perché naturalmente all'epoca il bronzo era molto difficile e raro da trovare e quindi si utilizzavano ancora delle cose in selce. Ok, allora intanto abbiamo visto Adesso andiamo giù al rifugio, no, come si chiama? la Malga Alla Marga, va bene. Qui si vede anche il lago del Corlo, non so se si vede, l'altopiano di 7 comuni, si vede benissimo Cima 12, l'Ortigara, Montellisse, insomma Valmaron, e di là c'è il Tomatico, e sì, c'è il Tomatico, solo che è probabilmente coperto dalle nuvole in questo momento. cioè è una vista a 360 gradi, molto carina. Qua sotto Colperer. Sì, e qua anche il pavione e via discorrendo. Va bene, dai, Prima arrivando. andiamo, dai. Ok, siamo arrivati giù adesso. Eccoci arrivati alla fine del giro d'anello. Abbiamo fatto un bel percorso tranquillo, adatto a tutti. Cosa dici? Per quanto lo rifaresti? Ma sinceramente lo rifarei per 300 euro. Sì, dai, insomma. Sì, sì. Come bellezza da 1 a 10? 6.
Sì, dai, un 6, ci sta, Sì, netto, ci sta, dai, sì. sì, perché Non è né c'è un bel giro di impegnativo, montagna. insomma è rilassante, dai, Sì, tranquillo. merita. La Eh? vista a 360 gradi, quindi Poi se merita. vi portate un telo vi mettete su Sì. a prendere il sole, c'è un sacco di Esatto. gente che lo faceva. La Ottimo. bottiglietta di Labosa ancora meglio. È vero, corroboso. Sì. Va bene, dai, alla Alla prossima. prossima, Ciao. ciao.